Camminare qui è come fare un viaggio nella storia. Beh, sicuramente Vittorio Veneto, lungo tutta la città di Vittorio Veneto, camminare significa camminare nella storia. Non a caso l'amministrazione comunale per il 24 maggio ha organizzato 2 percorsi di visite guidate a Ceneda e a Serravalle che ripercorreranno i luoghi salienti della Grande Guerra. Vittorio Veneto ricorda la Grande Guerra per perseguire la pace. Il prossimo è il fine settimana delle celebrazioni più significative per ricordare quella che è l'entrata in guerra 100 anni fa del nostro paese, ma soprattutto per cominciare quel percorso di pace che noi auspichiamo, visto che ha dato tanti anni di pace alla nostra Europa. Ricordare la Grande Guerra non significa celebrare semplicemente e in modo acritico una vittoria militare, come in realtà è stata, ma significa soprattutto ricordare l'inestimabile valore della pace che in quegli anni l'Europa perse. Si è cominciato nel novembre scorso con l'apertura del Museo della Battaglia, già 10.000 visitatori, si prosegue nel fine settimana più atteso. La città si sta già preparando a questi eventi con molte manifestazioni e anche con una programmazione di raduni di corpi dell'esercito. 24 maggio, data simbolo della città, ed è in quella data che si vuole far emergere la cultura della non violenza. I vittoriesi sono invitati ad esporre il tricolore, un piccolo ma importante gesto, assicura il sindaco Tonon. Vittorio Veneto entra nella storia e non ne esce più. Storia e leggenda restano unite. La leggenda vittoriese dice siano stati sparati gli ultimi colpi della Grande Guerra. Contro la porta. Contro la porta antica di Vittorio Veneto, contro gli austriaci che stavano indietreggiando e risalendo le valli, come dice il bollettino della vittoria, che avevano disceso con orgogliosa sicurezza.